Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Mancano solo 3 giorni al fatidico 21 agosto. Che cosa succederà? Lo scoprirete molto, ma molto presto. Oggi voglio presentarvi questa partita giocata con il bianco dal mitico e ineguagliabile Viktor Moskalenko e con il nero il suo avversario Jaime Quartaz. La partita è stata presa dal libro interessante che sto leggendo, si chiama Allenati con Moskalenko, un buon libro, devo dire, molto carino. Vediamo un pochettino, è l'autore stesso che commenta le sue partite, quindi chi meglio di chi ha giocato le proprie partite può commentare e soprattutto dire che cosa aveva in mente in quel preciso momento. Moskalenko apre con C4, C6 e 4 e ora bisogna fare molta attenzione perché solitamente su questo tipo di apertura il nero risponde con D5, ma non risponde con D5 ma risponde con E5. Questo perché? Perché vuole evitare questo tipo di struttura che poi tra l'altro prende il nome di attacco Panov, dove dopo D5 c'è E per D5, C per D5, D4 ed è insomma una struttura interessante. Quindi con E5 mettiamo subito il freno a tutte le idee strane che vuole fare il bianco e quindi stiamo bene. Cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3. È il turno ora del nero che deve capire dove piazzare questo alfiere in modo tale poi da riuscire ad arroccare. In E7, in D6, blocca il pedone, in C5 alla fine viene messo in B4. Tieni conto che quando vengono messi questi alfieri in B4 piuttosto che in G4 devi essere disposto a dare il tuo alfiere. Non so se qui vabbè, ora c'è un'idea tattica dietro. Ovvio che se qui il bianco gioca a 3 c'è la possibilità subito di dare l'alfiere. Questo alfiere elimina il cavallo che difendeva il pedone E4, quindi questa è un'idea tattica, ma in generale quando metti gli alfieri in B4 in G4 devi essere disposto a darli per il cavallo. Un grave errore sarebbe sempre fare ritirate, perché significherebbe muovere sempre lo stesso pezzo più volte in apertura ed è una cosa sconsigliata. A questo punto Moskalenko, proprio impavido, decide di giocare cavallo per E5. Si prende subito un buon pedoncino, l'idea poi è quella di portare il cavallo in D3, da D3 ovviamente minaccerà poi questo alfiere e probabilmente il nero poi deciderà di cambiare finalmente l'alfiere per il cavallo, ottenendo così la coppia di alfieri. A rocco corto l'idea del nero, perché ha sacrificato questo pedone centrale, l'idea è un po' quella lì che accade nella partita spagnola a colori invertiti. Dato che il bianco ancora purtroppo è re al centro, l'idea del nero è quella di arroccare subito, mettere la torre su E8 e fare pressione su questa colonna E, soprattutto perché c'è il re al centro. Una difesa logica ovviamente è mettere l'alfiere e svilupparlo in E2, proprio perché da E2 fa una barriera contro questa torre 8 da parte del nero. Infatti, torre 8, cavallo D3, come dicevamo prima, questo cavallo ora sta attaccando questo alfiere per cavallo, D per C3 e adesso ovviamente il nero si riprende il pedone che aveva dato prima. Cavallo per E4, arrocco corto. Ok, facciamoci un attimino un conto della situazione. Abbiamo 7 pedoni a testa, quindi siamo ritornati in una situazione di parità. Qui il bianco ha 2 pedoni doppiati, non è un problema. Perché non è un problema? Perché questo pedone C4, data la struttura pedonale del nero, il nero cercherà prima o poi di giocare D5 o magari piuttosto che B5 e quindi questo pedone andrà a cambiarsi e a seguito che questo pedone non ci sarà più, il bianco non avrà più alcun tipo di problemi nella propria struttura. C'è un problema ora per il nero, che bisogna sviluppare questo alfiere e questo cavallo. Dove metterli? Purtroppo l'alfiere ha tutte le diagonali bloccate e il cavallo idem, non può andare in D7, non può andare in C6, è costretto ad andare in A6, dove unica possibilità per giocare è quella di andare in C5. A questo punto anche il bianco deve completare il suo sviluppo, dovrebbe
spostare l'alfiere, dovrebbe mettere la torre in E1 e poi cercare di trovare anche una buona collocazione per la donna, ma Moskalenko decide di giocare in maniera molto aggressiva, giocando F3. F3, questo cavallo è minacciato, è vero, però allo stesso tempo si sono indebolite tutte queste case scure, questa bellissima diagonale, quindi in futuro il nero potrà approfittare mettendo una bella donna su B6 con scacco ed eventuali anche attacchi sul punto B2. Per ora è il momento di togliere questo cavallo da qui che va in F6. Adesso, solo adesso, il bianco sviluppa il suo alfiere, lo mette in G5 dove crea questa solita fastidiosissima inchiodatura sul cavallo. Cavallo C7, il nero trova un modo per riposizionare questo cavallo, ovviamente questo cavallo qui non può andare, oddio può supportare spinte di questo tipo, oppure potrà andare in E6 dove da E6 minaccerà questo alfiere. Cavallo in F2, anche il bianco trova un modo per ricollocare questo cavallo, l'idea è quella di piazzarlo o in E4 o in G4, indifferente, aumentando la pressione su questo punto. D5, finalmente ora il bianco può sbarazzarsi anche di questo pedone. Cavallo G4 e prima però il bianco che aumenta la pressione su questo punto. Alfiere per G4 praticamente obbligatoria, F per G4. Attenzione, abbiamo due pedoni doppiati, anche ora una volta questi problemi non sono deboli, non è un problema. Perché? Perché l'alfiere controlla queste case, il pedone bianco controlla queste case, in più il pedone bianco è ampiamente sorretto sia da donna che da alfiere, quindi in realtà è un pezzo forte a tutti gli effetti. Torre 6 per cercare di prendere provvedimenti su questi attacchi, anche perché adesso si è aperta la colonna F per la torre, quindi anche la torre ora gioca sempre sull'aumentare pressione sul punto F6. Alfiere D3, questo alfiere cerca una diagonale migliore, D per C4, alfiere per C4, minacciando la torre e ora ci sono le due donne che si guardano. Il nero non vuole il cambio delle donne, ma gioca cavallo in C va in D5. Questa è un'ottima casa per questo cavallo, un ottimo avamposto. Questo cavallo sarà difficilmente toglibile da qui. Segue ora donna in D4, la donna si mette in un'ottima posizione centrale molto forte e ora il nero gioca donna in E8. Qui Moskalenko si aspettava donna B6 con l'idea di cambiare tutto ed andare in un finale leggermente vantaggioso per il bianco, ma comunque il nero si sarebbe potuto difendere. Per esempio, donna per B6, A per B6, alfiere per F6, torre per F6, alfiere per D5, torre per F1, re per F1, C per D5, A3 e saremmo andati in questo finale con ovviamente il leggero vantaggio del bianco dato appunto da questa brutta struttura pedonale che probabilmente avrebbe reso il nero un po' passivo. Comunque sia, su donna D4 il nero non gioca donna B6 ma gioca donna in E8, alfiere per F6 e ora il nero gioca una mossa intermedia, cioè non vuole catturare di torre su F6 ma gioca prima torre in E4 con l'idea di minacciare la donna e farla andare via in modo tale che poi si possa catturare tranquillamente su F6. Ma adesso ti lascio 10 secondi per vedere la mossa strabiliante che fa il bianco in questa situazione. Vai! Ok, qui il nero si aspettava una ritirata di donna in F2, giusto? Ma la mossa che invece viene giocata, ti stupirò, è alfiere per G7 lasciando sotto la donna. Cosa?
E la motivazione è molto semplice. Torniamo indietro di qualche mossa. Ora, il bianco cattura un pedone, un cavallo. Ricordati questo, quindi il bianco è in vantaggio di un cavallo. A seguito di questa mossa il bianco è in vantaggio di un cavallo e un pedone, perché ha appena catturato un pedone, e dopo questa praticamente il bianco ha un cavallo, un pedone e una torre che si è appena pappato in cambio di una donna. Direi che il compenso c'è praticamente tutto, su teoria è stato uno scambio alla pari, ma il bianco ha un grande vantaggio, ha la coppia di alfieri, ha la colonna aperta delle torri che possono essere raddoppiate e il fatto che il nero abbia questa torre ancora completamente fuori gioco sicuramente non gli va di vantaggio. Donna D7 per cercare anche di far uscire la propria torre. Torre F5 e ora queste torri sono molto forti, possono essere raddoppiate oppure si può attaccare tranquillamente. H6 per impedire entrate su G5 con scacco e ora ancora un altro colpo di scena. È ovvio che quando non sei sotto di materiale, perché il bianco non è sotto di materiale, ma qui non so quanto convenga al bianco cambiare, ma decide comunque di dare il proprio alfiere per questo cavallo e ora attenzione, torre F6. L'idea è molto semplice, è quella di dare un matto grazie a questa manovra, torre H6, torre in H8, poiché è supportata dall'alfiere. Torre in E8, torre per H6, attenzione che si minaccia il matto in 1, F6 per chiudere questa diagonale all'alfiere, torre F1, adesso tutti i pezzi del bianco entrano in azione, donna G4 per cercare di tamponare la situazione, torre per F6, donna per H5, torre in sesta va in F3, torre in E4 e a seguito di torre in F8 il nero abbandonò. Perché? Perché ora è scacco, il re qui non può andare, qui non può andare, qui c'è l'alfiere, qui ovviamente non può andare, c'è la torre, è costretto ad andare solo in H7, ma a seguito di H7 c'è torre in H8, il bianco si riprende la regina con gli interessi e niente, ed entriamo in un finale essenzialmente con un pezzo leggero in più e con qualche pedone in più e la partita è assolutamente vinta per il bianco. È stato veramente sorprendente quel sacrificio su G7 che veramente meritava un'intera partita commentata. Bene ragazzi, spero che anche questa partita vi sia piaciuta, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!